Diamo il benvenuto all'ospite della domenica, Luca Napoli, manager di eventi catanese, ha recentemente organizzato il gol per la solidarietà allo Stadio Massimino, è stato un bel successo, eh? Buona domenica, innanzitutto grande manifestazione, davvero un grosso successo da parte della città di Catania che ha dato mostra di una bellissima manifestazione a sfondo sociale che quindi è ben riuscita. Bene, benissimo. Lui ha una storia anche interessante, bella, perché è molto giovane ma insomma, ha anche un bel passato, è stato il più bello d'Italia, che anno era? Era il 2002, sono passati 21 anni, quindi grazie per il giorno Michele, però ecco, l'età avanza. Però sei rimasto insomma in forma, sì, dai. Internamente sì, non dai. scherziamo. Allora, sei nato a Nesima sì. e poi ti sei trasferito a un certo punto a Milano. Che desideri, che sogni avevi? Ma i sogni di ogni ragazzo che giustamente vuole avere un futuro, diciamo, nel mondo nel mio caso era il mondo dello spettacolo. Devi pensare che io quando andavo a scuola, ma potranno confermare i miei ex professori, avevo questo viziaccio di creare delle dediche ai miei professori, perché un giorno io sarei diventato famoso nel mio lavoro, nel mio settore. Lo sapevi già, quindi? No, forse era un po' per gioco, però mi divertivo appunto a dedicare ai miei professori questa dedica, perché un giorno avrei lavorato nel mondo dello spettacolo. E volevi fare il modello, giustamente? Volevo fare il modello e devo dire che la mia prima apparizione televisiva fu ad Antenna Sicilia, credo nel 1998, quando c'era il fenomeno DiCaprio, e fui invitato come pseudo sosia di DiCaprio, perché allora spopolò questo attore americano che piaceva a tutte le teenager. Tuttora e quindi è stato appena a Cannes l'altro giorno. Sì, e quindi quello fu il mio battesimo televisivo, e poi devo dire che negli anni mi sono divertito ad approfondire quello che per me era un hobby, oggi è diventato un lavoro, una professione. E a Milano lì hai fatto veramente il modello, e poi hai fatto tante ospitate televisive, giusto? Sì, vabbè, alla fine è stata una bellissima esperienza. Molti magari i miei ex colleghi di questo concorso nel tempo lo hanno sempre un po' rinnegato o messo da parte, però io lo porto sempre con tantissimo piacere, questo bel ricordo, perché poi mi ha dato la possibilità di poter approfondire le mie qualità professionali nel campo dello spettacolo. Ma non c'è dubbio, il più bello d'Italia è un trampolino, come è noto, e per lui è stato così, e questo gli ha consentito poi di andare in giro per le televisioni. Ne vediamo alcuni di quei momenti. Ah sì? Insieme a Miss Cinema Manuela Esposito, eccola qui, ho messo il mister più bello d'Italia, Luca Napoli. No, ci vuole stare. Luca Napoli? Luca Napoli, mi consenta. Luca, ma sei stato eletto quando? Questa mattina alle 8:30. Eletto? Sì. Ma come Vengo fai? direttamente da Ah, Pescara. veramente? Sì. Mi prendi in giro? Sì. Ecco, esatto. Cioè no. Corona, il più bello d'Italia. Andiamo a conoscere il vincitore, che si chiama Luca, con Cristina Bianchino. Sei single? Adesso sì, sono single. Non ti manca l'amore in questo momento? No, adesso in questo momento non sono felice così e vedremo più avanti. Una fidanzata ancora non ce l'ha. Meglio così per le tantissime ammiratrici di Luca Napoli, catanese di 22 anni, che sabato sera a Pescara ha vinto la fascia del mister più bello d'Italia. Che entri il più bello d'Italia, donne! Eccolo! Scusa che in quella puntata io ho litigato col marito della Mosetti, perché lei si alzò dalla sedia e mi venne a salutare. Aspetta, perché sennò ti mettono in onda, attento. Scusa, vieni qua. No, Vieni qua. no, per l'amor di Dio, Com'è sta storia? Com'è sta storia? La squadra di calcio All Star della Sicilia, che opera nel sociale con eventi di beneficenza, e il suo presidente Luca Napoli. Eccoci qua. Bellissimi ricordi, immagino, no? Sì, bellissimi. Mi emoziono sempre a vederli, quindi hai fatto un bel lavoro, grazie. E poi non è vero che sei rimasto single a lungo, perché come succede naturalmente, un po' è vero, un po' c'è il gossip, inevitabilmente in televisione presto si finisce in coppia con qualcuno. Nel tuo caso con... No, beh, parlano le immagini, quindi non mi posso nemmeno nascondere. Quindi, con la Cristel, la figlia di Albano e Romina, eccolo qua. Ma era gossip o era vero? No, ci siamo conosciuti, ecco, da questa foto conferma che ci siamo conosciuti durante una sfilata in cui io ero il testimonial di uno stilista e lei altrettanto.
ci siamo conosciuti, poi eravamo ragazzini, 21 anni, quindi magari lei abitava a Ginevra, ma nel fine settimana veniva a Milano per trovare il fratello, io ci abitavo e quindi capitava che ci vedavamo, poi in quel periodo i settimanali diciamo che andavano a caccia di gossip, quindi... No. Senti, ma che effetto ti faceva in quel periodo essere come ammirato, richiesto dalle televisioni, considerato una star per la tua bellezza, per la tua avvenenza? Ma io devo essere sincero, Michele, io non ho mai puntato il mio cammino professionale sul discorso della bellezza. Diciamo che quell'episodio, quell'esperienza è stato un punto di partenza e non un punto di arrivo. E quindi, secondo me, passava in secondo piano, ma chi mi frequentava lo capiva questo passaggio, che passava in secondo piano il fatto della parte estetica, e quindi più che altro cercavo di valorizzare le pubbliche relazioni, perché magari un giorno mi chiedevo spesso ma quanto può durare questa carriera artistica dell'essere, dell'apparire e non dell'essere, e quindi pian piano cercavo sempre di più appunto di imparare i trucchi del mestiere, fino a quando poi nel 2004 nacque la mia agenzia. Ecco, il passaggio com'è stato? Cioè ti sei preparato per tempo e hai pensato di creare un'agenzia di eventi, giusto? È stato tutto molto casuale, perché io ancora vivevo a Milano e nel 2004 stavo iniziando a registrare delle puntate per la soap opera Vivere, non so se vi ricordate. No? Ma certo, allora c'era Vivere 100 vetrine. Venni qui per fare un'intervista, sempre per Antenna Sicilia, perché stavo per programmare la prima edizione di Un Gol per la Solidarietà. Ti abbiamo portato fortuna. Sempre, sì, assolutamente sì. E poi da lì devo dire che la città ha risposto benissimo alla prima edizione e devo dire che la città chiamava, quindi quella che era stata la mia parentesi a Milano pian piano andava sempre più a svanire, fino a quando mi sono ritrasferito a Catania e ho aperto la mia agenzia. Quindi la tua agenzia che si chiama, è la stessa ancora? Italia Eventi, Luca Napoli Management e poi la Leo Star Sicilia, di cui magari ne parleremo più avanti. Sì, assolutamente. E quindi hai organizzato di tutto, è giusto? Che ricordi hai? Del 31 gennaio 2004 devo dire che sono stato sia incosciente che coraggioso, perché comunque passavo da una parte appunto in cui andavo ospite in televisione all'altra parte invece in cui dovevo organizzare a livello manageriale un evento che comunque poi negli anni diventò fondamentale, importante per... Ma hai fatto inaugurazioni, sfilate di moda, manifestazioni sportive, produzioni televisive, cioè fantastico, no? Non ti fermavi mai? Ma adoro tuttora fare questo lavoro, mi piacciono le pubbliche relazioni e la cosa che oggi più mi fa andare avanti è la voglia di portare una bella immagine della città di Catania. Quindi ad esempio in questa foto siamo a San Siro con Bruno De Fighi che qualche mese ci ha salutati, e lì eravamo a San Siro negli spogliatoi Clemente Russo per l'evento di pugilato organizzato a Catania, al Pala Catania, per le qualificazioni alle Olimpiadi, in diretta su Sky Sport, quindi diciamo che ho unito l'utile al dilettevole. Uno che è stato a Milano, poi ritorna a Catania, come l'hai trovata Catania? Catania l'ho trovata, diciamo, cambiata, diversa, ma come ho ritrovato Milano cambiata quando vado a trovarla. Ci sta, sono dei cambi generazionali, a volte in positivo, a volte in negativo, ma la città è questa, è da prendere con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti. Certo. Questo è... E Un Gol per la Solidarietà come ti è venuto in mente? Come è nato? Nasce perché in quegli anni, nel 2001-2002, dopo aver vinto il concorso del più bello d'Italia, iniziai a prendere parte con la Nazionale Artisti a parecchie manifestazioni calcistiche in giro per l'Italia e non capivo perché non potevo farla nella mia città, nella mia Sicilia. E quindi iniziai a prendere contatti allora su Catania e abbiamo fatto questa bellissima manifestazione, e tra l'altro vi ripeto con tanta incoscienza, perché comunque non ero esperto in organizzazione di eventi, avevo appena 24 anni. Però devo dire che poi negli anni questo evento mi ha dato grosse soddisfazioni. Ad esempio questa foto con Zanetti fu il premio che abbiamo ricevuto nel 2012 come evento più importante. Dietro di me c'è Bedi Moratti ed era presente tutta l'Inter e il Milan come evento più bello di beneficenza in giro per l'Italia, quindi era il premio Gentleman. E il segreto per organizzare e avere successo qual è? Cioè, che cosa ci vuole? Secondo me il successo è conseguenziale alla passione. Se tu hai una grande passione sicuramente e difficilmente non riesci a fare quello che tu ami fare. Io sono stato forse anche fortunato, forse l'ho cercato, l'ho voluto, però volevo fare questo lavoro, volevo fare qualcosa di bello e questo cerco di fare con tanta umiltà ma anche altrettanta concentrazione. Esatto, e così ci sei riuscito, guarda qua un po' che cosa. È questo. All Star Sicilia, sì. Di che parliamo? Parliamo di un progetto che comunque magari nasceva già nel 2004 perché c'era la squadra dello Star Sicilia all'interno di Un Gol per la Solidarietà. Poi negli anni giustamente i giocatori, soprattutto siciliani, mi dicono ma perché non ufficializziamo questa formazione e cerchiamo di fare, oltre a divertirci, di fare del bene per gli altri.
E quindi da qualche anno è nata questa bellissima realtà in cui fanno parte tantissimi ex calciatori, personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, del giornalismo, e quindi cerchiamo di divertirci ma anche di fare tanto bene, andiamo spesso... Ecco, perché poi i ricavati dove vanno? Vanno in beneficenza, ad esempio quest'anno come negli ultimi anni, pre-Covid ovviamente, certo. Trasformeremo questo incasso in buoni spesa, quindi quest'anno daremo il ricavato all'associazione Regala un Sorriso di Catania, sì. E daremo loro appunto questi buoni spesa a queste famiglie povere che hanno un reddito molto basso. Beh, questo è molto bello, il nostro progetto, è molto importante, sì, sì. Ottimo. Sai, raccontaci un po' brevemente, però facci revocaci un po' la manifestazione di quest'anno, a cui modestamente c'ero anch'io. Per me è stato un piacere. Ma un piacere anche per me. Ma c'è un sacco di personaggi di tutti i tipi, prego. Sì, ma devo dire appunto che non è mai facile organizzare un evento del genere, perché comunque coinvolge una città intera, ci sono mille dinamiche che non sto qui a spiegarvi, però alla fine la soddisfazione è quella di poter vedere... Cioè, al Massimino c'erano tutti? C'erano tutti, devo dire che siamo stati anche bravi, mi prendo questo piccolo merito, perché comunque nel corso degli anni è anche cambiato il linguaggio dei giovani. Ricordo nel 2004 tu portavi l'artista televisivo di turno, oggi i ragazzi sono molto più proiettati attraverso i social, quindi infatti la Madina Soleil che era presente quest'anno, esatto, il 3 maggio è stata davvero brava, e quindi cerchiamo... Molto generosa, faceva foto con tutti, l'ho vista fare i selfie. Si è tolta anche le scarpe, mandava i palloni in tribuna, e poi la cosa fantastica che quest'anno mi ha emozionato è stata quella di vedere i ragazzi sugli spalti ballare, divertirsi. Sicuramente molti mi dicono perché appunto abbiamo avuto 3 anni di stop e quindi post pandemia c'era questa grandissima voglia di poterci divertire e far divertire i ragazzi sugli spalti. Erano migliaia. Migliaia. Lo stadio pieno, almeno tutta questa parte. Te lo aspettavi? No, okay. Io pensavo. Senti, e poi c'erano anche alcuni del Catania che quest'anno sono andati fortissimi. Abbiamo avuto il piacere di avere anche il presidente Pelliga che fino all'ultimo doveva partire in Spagna e ha cancellato il volo aereo per poter essere presente alla partita. Infatti l'abbiamo anche ringraziato, il vicepresidente Grella, Cara, tutta la dirigenza e anche i giocatori, perché comunque hanno giocato i vari Francesco Lodi, Russotto, il mister Ferraro e tutti gli altri, quindi contenti. È stata bellissima, posso confermare come testimone oculare. Allora, senti, ricordiamo alcune delle tue manifestazioni, sono centinaia, però una, per esempio, nel 2015 un incontro di pugilato al Pala Catania, raccontaci. Bellissimo, tra il pugile italiano Clemente Russo e il russo, ora lo devo pronunciare, Alexei Egorov. Tutto bellissimo, tranne la sconfitta di Clemente Russo quella sera, però negli occhi di Clemente c'erano questo Pala Catania gremitissimo, quel pomeriggio pioveva a dirotto. Comunque c'è stata questa possibilità di organizzare questo evento mondiale, perché ci fu una diretta su Sky Sport 1 ed era valida per le Olimpiadi di Rio de Janeiro, quindi se Clemente avesse vinto quell'incontro ci si sarebbe qualificato per le Olimpiadi. Così non fu, però ho questo aneddoto che in macchina Clemente Russo, gonfio di botte da questo russo perché le prese, ma anche le ha date, in macchina mi disse: io vorrei capire, dice, come tu fai a organizzare un evento del genere. Era con sua moglie in macchina e mi disse: non ho mai assistito e preso parte a un evento così bello, perché tutti con le bandierine ad applaudirlo, fu un evento eccezionale. Al Pala Catania. Quindi una bella immagine di Catania a livello mondiale. Questo 2015. Poi 2020 All Star Sicilia, che cos'è? Racconta. E quindi queste All Star Sicilia, come dicevo prima, sono nate per la voglia appunto di divertirci ma anche fare bene, e prendiamo spesso, qui siamo ad esempio con Raimondo Todaro e Davide Baiocco che è il nostro capitano. Bella foto, Bella foto. Questa fu la nostra prima partita di calcio quando abbiamo iniziato questa nuova avventura, ci divertiamo. Lo scorso anno siamo anche stati a Malta, quindi anche in territorio internazionale. È sempre a favore dei meno fortunati, giusto? Quasi sempre, nel senso che molte volte facciamo anche partite spettacolo. Ad esempio la partita fatta a Malta non aveva uno scopo ben definito a livello sociale, però per noi era uno sfogo internazionale di immagine, e abbiamo affrontato gli ex giocatori della nazionale maltese, abbiamo anche pareggiato 2-2 e vincevamo 2-1 fino al 97esimo. Ma tu giochi? No, io alleno, li seguo. Alleni? L'alleno nel senso do la carica giusta, poi con ex calciatore non è che serve a fare molti
moltissimi schemi, però l'importante è caricarli, e dico sempre che per fare divertire loro qualcuno si deve sacrificare, quindi devo stare lì a coordinare, perché poi devi sapere, Michele, che durante queste manifestazioni anche negli spogliatoi diventano come i bambini, quindi c'è chi vuole la maglietta più grande, chi la vuole più stretta, chi la fascia del capitano, chi non ha le scarpette, chi non ha il numero. Quindi devi occuparti come di faccio? tutti, li devi tenere buoni. Ti ricordi? Però contemporaneamente porti in giro il marchio Sicilia, che va alla grande, vero? Quello per me, il format vincente, quello deve essere quello. Oggi mi riempie di orgoglio poter raccontare della mia Sicilia, poter raccontare che la partita di Catania si è fatta per 15 anni, oggi in Italia è l'evento più longevo a livello di sport e spettacolo a sfondo sociale, e questo mi riempie d'orgoglio, perché, dicevo l'altra volta, dopo la manifestazione moltissimi di quei personaggi che prendono parte alla manifestazione sono quelli che poi la sera, quando rientreranno a casa a Milano, a Bologna, a Roma, racconteranno di una città con uno stadio gremito, e quello per me è motivo di orgoglio. Beh, come no, e fai benissimo, e credo che Catania ti riconosce e ti riconoscerà sempre questo merito. Senti, 2022-2023, la festa per la presentazione del Catania, che poi è stato un anno fortunato, hai portato molta fortuna. Sì, devo dire com'è stata quell'anno? No, molto bello, mi hanno contattato i dirigenti della società, io ho raccontato che potevamo fare le cose in una certa maniera, e quindi i complimenti vanno soprattutto a loro, perché hanno creato in pochissimo tempo una realtà calcistica e non solo importante. I tifosi li stanno seguendo, quindi l'importante è poter riuscire ad andare avanti e raggiungere quel famoso traguardo che è la Serie A, che tutti quanti aspettiamo. A proposito di calciatori, senti, tu sei un appassionato, c'è un aneddoto divertente che raccontiamo adesso, appassionato di profumi, raccontala tu questa. Sì, come fate a sapere questo? Carla Previtera è stata grandissima in questa ricerca. Parliamo di Francesco Lodi. Ah, ok. Sì, mi piacciono i profumi, sarei capace di rimanere anche 3 ore in un negozio di profumi, l'ho anche fatto. Che effetto ti fa? Ma perché il profumo per me è ricordo, emozioni, ti fa stare bene, ognuno ha le proprie passioni. No? E il profumo per me è una cosa incredibile, ma davvero riesco a stare anche 2, 3, 4 ore in un negozio di profumi per cercare... Spendi un sacco di soldi. Ma quello poi è la conseguenza di quella passione di cui parlavamo prima, ma potrebbero essere anche profumi non per forza costosi, ma che ti lasciano una bellissima sensazione addosso, anche su chi... E li regali anche alle tue... No, li regalo, anzi vi dico di più, se mi dovessi chiedere che profumo indosso non lo dirò mai. Ecco perché magari qualcuno in passato... Senti, ma il grande raccontaci un po' com'è stato con il grande Lodi. Con il grande Lodi è accaduto esattamente questo, che per mesi cercava di capire quale fosse il profumo che utilizzavo, io gli rispondevo sempre picche, non te lo dico. Poi un giorno comunque potrà confermare Francesco, disse che tutti noi... troviamo un accordo e dimmi cosa devo fare per avere questo profumo. Ho detto facciamo una cosa, domenica c'è Catania-Lazio in Serie A. Fai gol e tu dovrai mimare uno che si sta spruzzando un profumo sui polsi e sul collo. Se farai questo qua, il pomeriggio stesso ti dico che profumo indosso. E così fu, perché fece gol su rigore con la Lazio. Fantastico. E praticamente... È venuta a esigere, Assolutamente sì, però se l'è meritato, perché comunque l'esultanza è stata bellissima da vedere. Chissà che qualcun altro non possa prendere esempio da questo. No, basta. Del grande Lodi, magari. Peccato che in televisione non si può trasmettere il profumo. Non si può trasmettere il profumo, esatto. Chissà un giorno. Ma infatti quando tu vedi anche sui social o in TV, nelle televendite, tu lo devi soltanto immaginare, perché tu non puoi sentire dall'olfatto il profumo che ti stanno per vendere, no? Quindi è un mondo che ti fa immaginare qualcosa di bello. È nato dai profumi siciliani, questa tua passione? No, a memoria non nemmeno ricordo quando è iniziata questa mia passione, però so sicuramente che negli anni è aumentata sempre di più, a tal punto che prima del Covid stavo per iniziare una mia nuova piccola avventura, perché volevo creare profumi, e quindi poi è successo quello che è successo a livello... Ma mai dire mai, magari... No, è una cosa che ho messo da parte ma che non ho ancora totalmente accantonato. Vabbè, quindi... Senti, progetti invece immediati per l'estate? Ma per l'estate stiamo progettando come ovviamente... finisce l'inverno, perché ancora, esatto. ancora qua siamo in inverno. Ci come finisce l'inverno, che cosa progetti? Ci sembra di essere a dicembre, però il pensiero è quello di poter creare un bel premio per dare appunto visibilità ai personaggi siciliani in ambito nazionale e internazionale, quindi sto iniziando a stuzzicare la mia mente per poter creare un progetto che sia ovviamente continuativo negli anni. Ma da svolgersi in Sicilia? In Sicilia, da svolgersi in Sicilia, e quindi
quindi mi serve molto tempo, io vado molto appunto, mi serve stare rilassato, i miei tempi, le mie piccole percezioni, i miei approfondimenti. Come vediamo, anteprima per noi di TG Sicilia, No, così Premio Sicilia. Premio Sicilia, non lo so, adesso non ha un nome ma una piccola idea c'è comunque. Che bello, ma riesci a riposarti per dire, va, insomma, andartene al mare, un viaggio, le isole, non so. Ma per adesso poco, la famiglia comunque mi prende molto, quindi gli impegni di famiglia lavorativi, quindi cerco di essere... Hai una bella famiglia? Sì, sono sposato con mia moglie Simona, padre di 2 bambini. Anche lei nel mondo dello spettacolo? No, fa l'insegnante, quindi ci completiamo, no? Perché comunque io faccio un lavoro che è abbastanza frenetico e lei ha a che fare invece con i bambini piccoli, quindi sì, ci completiamo. Chissà quando poi ogni tanto vai a fare visita a scuola, magari i ragazzini sono contenti. No, ma la cosa bella è che la vedo molte volte stressatissima nel suo posto di lavoro e poi invece ha una pace serafica a casa, che è quello che serve a me per comunque riuscire ad approfondire questi eventi che necessitano di tantissima concentrazione organizzativa. E per il Massimino l'anno prossimo c'è qualcosa che bolle in pentola? Ma vediamo se la 16ª edizione potrà essere sviluppata. È una cosa molto difficile da realizzare. Perché è difficile? Vediamo. Michele, è difficile perché comunque non è un evento che nasce e muore soltanto su Catania, ma ci sono tantissime dinamiche anche esterne. Faccio un esempio, i tantissimi artisti che vengono da fuori. È vero, i personaggi televisivi che hai fatto venire. La coincidenza dei voli aerei, gli alberghi, posso raccontarti degli aneddoti, ricordo benissimo, non so, forse il 2010 ci fu il vulcano islandese, mamma che io mi ricordo quel giorno ero a casa, se posso raccontare questo, abbiamo tempo per raccontarlo, mi trovo sul mio letto e guardavo Telecolor quella sera e vedo nel sottopancia vulcano islandese eccetera eccetera, dico vabbè, islandese non ci interessa. Col passare del giorno questa nube camminava verso l'Europa, allora chiunque può dire vabbè, che cosa c'entra con lui con l'evento di Catania? Perché chiusero tutti gli aeroporti europei. Mamma mia. E quindi tu quel giorno, in quella data, in quel posto, hai quella manifestazione. E se tu chiudi l'aeroporto, come fai a portare X ospiti nella tua città? Diventò un bagno di sangue. Con tutto ciò gli aeroporti furono chiusi. Ho fatto prendere un Eurostar da Milano per farli arrivare a Catania. Questo è uno dei tantissimi aneddoti che ti posso raccontare. Ecco perché diventa difficile realizzare un evento del genere. Le grandi avventure di Luca Napoli prossimamente rivedremo presto, spero, con altri protagonisti e altre iniziative. Complimenti, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Salutoni alla famiglia, grazie naturalmente. E grazie. Adesso ci prendiamo una sigla e ti salutiamo. Buona domenica. Buona estate.